Nato a Lovanio il 6 maggio 1987, è un calciatore belga, attaccante del Napoli e della nazionale belga. Questa è la storia di Ciro Mertens. Amici bellini, Ciro Mertens cresce nell'Anderlecht e poi passa al Gent. Parliamo delle giovanili, e nel 2005 viene mandato in prestito all'Eindracht Aalst in terza divisione. Avrò difficoltà a parlare di queste squadre belghe e poi di quelle olandesi. Con 14 presenze e 4 gol viene eletto il miglior giocatore della derde classe. Andiamo veramente in difficoltà, ma nel 2006 e nel 2007 va in prestito agli olandesi del Lago Vedellì, che si comincia a delineare la carriera di Dries Mertens, perché in Olanda verrà poi scoperto dalla prima squadra veramente importante, che è l'Utrecht. È il 2009, l'Utrecht è nella massima serie olandese e al primo anno Mertens segna 6 gol in 34 presenze, un'altra rete su 4 presenze nei seguenti playoff per l'accesso all'Europa League 2010-2011. E noi ce la ricordiamo quell'Europa League, perché in quell'occasione, guarda caso, il Napoli incontrerà l'Utrecht e scopriremo che questo Mertens, che qualche sito porta centrocampista e qualche altro porta attaccante, è il giocatore probabilmente più pericoloso degli olandesi, e nella partita di andata, che finirà poi per 0-0, ci creò moltissime difficoltà, e ricordo parate di De Santis, molta apprensione sulla fascia. Era il Napoli di Mazzarri, un Napoli con un 3-4-2-1 con Cavani in avanti, con Lavezzi un po' a tutto campo, un Napoli che puntava tutto sulla grinta, ma in quel caso non ci fu niente da fare, finì 0-0, era la partita di andata e Mertens già cominciò ad annusare il pericolo, no, questa è un'altra storia. Si capiva subito che Mertens era un folletto, il folletto belga, soprannominato poi in seguito Trilli da qualcun altro, e poi diventerà Ciro. E capiremo il perché durante questo video. In quella stagione, nel 2010-2011, Mertens si piazza al secondo posto, solamente dietro Luis Suarez, nella graduatoria del calciatore dell'anno del campionato olandese. Un predestinato, si può dire, un predestinato piccolino, brevilineo, scattante, che fa impazzire le difese a seconda di come si trova in campo, seconda punta, alla sinistra, ma poi vedremo in seguito anche nella nazionale belga, anche alla destra. È il 2 dicembre del 2010 quando il Napoli deve affrontare l'Utrecht in Olanda. È la partita del ritorno e abbiamo Grava in marcatura su Mertens, ma Mertens ci fa vedere i sorci verdi. Al primo pallone toccato, Tunnel, Grava è costretto al fallo e vanno quasi allo scontro fisico. Sentite i rumori? Non si può fare niente in questa città non si può fare niente. Un video bello, un fatto diverso, non si può fare. È la partita in cui il Napoli conosce Cavani, conosce quanto letale potesse essere questo attaccante schierato da prima punta. Veniva dal Palermo, dove era alla destra, ma in realtà l'intuizione di Mazzarri fu quello di metterlo come prima punta, con alle spalle Lavezzi ed Amsi, che lì cominciò la storia di Cavani, che magari in un altro video, se questo video raggiunge un po' di like, perché no, la facciamo. In realtà il Napoli va in vantaggio, ma viene subito recuperato dall'Utrecht proprio su assist di Mertens. Arrivano sull'1-1, dopodiché un rigore procurato da un maldestro intervento di Vitale porta l'Utrecht sul 2-1, e poi su assist ancora di Mertens su calcio di punizione, quindi già un giovane attaccante, una giovane ala sinistra, un po' a tutto campo, già prende la responsabilità di tirare calci di punizione, assist, gol, si stava facendo già conoscere per la sua personalità. Su assist ancora di Mertens, terzo gol dell'Utrecht, il Napoli sembra accusare il colpo, ma grande partita di Yebda, credeteci o meno. A tutto campo recuperò tutti i palloni possibili e immaginabili, e Cavani entrò già nella storia con la sua prima tripletta con la maglia del Napoli. Quella partita noi la ricorderemo sempre per la tripletta di Cavani, ma in realtà imparammo a conoscere il folletto belga, che ci fece un po' impazzire. Bisogna dire la verità, bisogna essere onesti. Amici bellini, questo sta usando troppe immagini protette da copyright, sicuramente glielo demonetizzano e magari gli cancellano. Lasciate il like, iscrivetevi al canale, è l'unica cosa che fate bellini, dai. Ma che è sto?
Ah, ma che è sta roba? Interruzioni che non ci azzeccano. Insomma, dopo il grande exploit di Mertens all'Utrecht, viene acquistato dal PSV di Eindhoven insieme al compagno Strootman, che voi ricorderete che poi ritornerà per alcune ipotesi e considerazioni di mercato, ma questo ne parliamo più avanti. Si trasferisce al PSV, prende la numero 14 che diventerà il suo marchio di fabbrica, anche in squadre successive, una squadra successiva, la nostra. E di conseguenza ci troviamo di fronte, siamo nel 2012, nell'estate del 2011 passa al PSV e nel 2012, guarda caso, il Napoli incontrerà il PSV Eindhoven nei gironi di Europa League. È un Napoli che con Mazzarri ci crede poco all'Europa League. La mia memoria non è che mi aiuti più di tanto, ma basta vedere i tabellini dell'epoca. In porta c'è Rosati e Rosati farà un macello sia all'andata che al ritorno. Il Napoli prenderà 6 gol, ne farà uno con Cavani, perché con Cavani comunque un gol lo facevamo sempre, ma brutta batosta sia in Olanda che a Napoli. Rosati protagonista e Mertens ci segna pure, perché Mertens era Mertens. Un gol dei suoi, un gol pazzo a volo, di destro bada alla sinistra, una roba spettacolare. Insomma, siamo nell'estate del 2013 in questo momento e il Napoli è una svolta, è un bivio importante per il Napoli, perché Mazzarri decide di lasciare, nonostante proposte di rinnovo. Mazzarri ha in testa l'Inter e quindi lascia, e il Napoli decide di internazionalizzarsi. Per dire questa parola chissà quante take avrò fatto. Si internazionalizza con l'ingaggio di Benitez e quindi il mercato deve essere all'altezza di un allenatore vincente che ha vinto tanto nella sua carriera in varie realtà. Il Napoli tra gli altri compra Mertens, ma è un Mertens che non parte titolare, almeno sulla carta, perché nel frattempo sta crescendo Insigne, perché c'è un Hamsik da giostrare da trequartista, c'è il nuovo Higuain, c'è Callecjon. Mertens non troverà subito spazio nel 4-2-3-1 di Benitez e lo scetticismo generale non riguarda solamente gli addetti ai lavori, è diventato famigerato l'intervento di un allenatore, in quel caso opinionista, che parlava di un Mertens che probabilmente difficilmente farà 8 partite. Se il Napoli punta su Mertens per fare cose grandi, no, non va bene, avrebbe preferito altra gente, preferiva Lenz, lo stesso Strootman. Insomma, lo scetticismo generale era palpabile in città, i tifosi ne scrivevano di ogni e vediamo degli esempi. Dopodiché Mertens, addirittura ci furono delle dichiarazioni di Mertens che non piacquero ai tifosi, ovviamente, perché all'epoca si diceva addio a Cavani e quindi era impossibile pensare che un giocatore appena arrivato potesse dire una cosa del genere di Cavani. Mai nulla fu più sbagliato, mai giudizio fu più affrettato su un giocatore, che a tutti gli effetti fu considerato un rincalzo per la maggior parte della gestione Benitez. Era considerato il giocatore che ti poteva spaccare la partita, che funzionava meglio nei secondi tempi, tutte cose anche condivisibili, ma non era mai stato scoperto il valore effettivo di questo giocatore, che se gli dai spazio, se gli dai la maglia da titolare, ha molte più possibilità. È fresco dal minuto numero 0 al minuto numero 90, non soffre mai la stanchezza, è un giocatore che ti può creare la superiorità numerica, ti può mettere in porta i compagni e non disdegna qualche recupero difensivo. Insomma, Mertens sarà il giocatore considerato il jolly che ti entra dalla panchina e ti può risolvere la partita, ma non bastava. Arriva Sarri al Napoli e Sarri lavora sul 4-3-1-2 e ricordo benissimo, la mia memoria non è di ferro, i miei amici lo sanno, ma io ricordo benissimo una cosa: guardando le partite di Sarri si parlava di ridimensionamento, è chiaro, viene l'allenatore dell'Empoli dopo Benitez, come si fa? Si parla di ridimensionamento, ma io ricordo benissimo una considerazione che feci con i miei amici: con Sarri, visto che vuole giocare con 2 punte, vedremo Insigne magari dietro Mertens e Higuain, e quindi dissi ok, almeno vedremo Mertens titolare. Ma non fu così, perché Sarri, dopo le prime 3 partite che non andarono troppo bene con il modulo 4-3-1-2,
si trovò di fronte al dilemma: cambiare modulo in corsa, il trequartista al Napoli non funzionava, avrebbe voluto Saponara, Saponara non arrivò, quindi il Napoli si trasformò dal 4-3-1-2 di Sarri al famigeratissimo 4-3-3 di Sarri, che trovò subito gli equilibri e gol, ma tanti gol. Il problema Mertens però rimaneva, perché con un Insigne in crescita, di cui Sarri si innamorò alla follia da subito, quella fascia sinistra era di Insigne, inamovibile Callecjon sulla fascia destra. Ovviamente Higuaín era la punta di diamante di quel Napoli, non c'era spazio per Mertens. Ancora una volta il giocatore che ti entra dalla panchina e ti può cambiare la partita in corso. Ma perché? Perché? Ci fu bisogno di un miracolo. Ci fu bisogno di una serie di congiunzioni astrali, una cessione eccellente quale quella di Higuaín e un infortunio grave del nuovo arrivato Arek Milik, l'attaccante che veniva dall'Olanda, attaccante polacco di grande prospettiva, di cui non faremo giudizio in questo video perché magari quella è un'altra storia. Ma forse non lo merita neanche. In quel momento Sarri ebbe l'intuizione. Non si fidava tanto di Gabbiadini, il vice Arek Milik, come prima punta, e si provò Ciro Mertens, punta centrale del 4-3-3 di Sarri. L'attacco del Napoli venne nominato l'attacco dei piccoletti. Insigne, Mertens, Callecjon, un po' più alto, ma ricordate che Callecjon si mette sulle punte quando si fanno le fotografie pre-partita. È l'attacco dei nani, è l'attacco di quelli piccolini che però sono sguscianti, che però non li prendi, che quando giochi palla a terra nel tiki-taka di Sarri sono imprendibili, non sono immarcabili, non ti lasciano punti di riferimento perché Mertens viene a prendersi palla anche al limite del centrocampo. Scambiano con quella fascia la famosa catena di sinistra con Gulam, Hamsik e Insigne. Mertens veniva a fare da raccordo, triangolazioni continue velocissime, tutte palla a terra, tutte di prima, e Mertens risultò essere il terminale perfetto di una macchina che non aveva difetti. Quel Napoli, dopo 3 anni di allenamenti quantomeno maniacali, fatti di droni, di posizioni in campo, di una zona pura, di difesa altissima e di automatismi, quel Napoli arrivò dopo 3 anni a sfiorare l'impresa. 91 punti non bastarono per battere la Juventus, che fu battuta allo stadio di Torino con un gol di Koulibaly allo scadere, e sembrava fatta. Era un Napoli in crescendo che stava recuperando punto su quella Juventus, e poi tutti ricorderanno la famosa questione Orsato in un Inter-Juventus, dove Pjanic, reo di essere già stato ammonito, commette un fallo che almeno da cartellino arancione, che Orsato farà finta di non vedere, ammonendo poi D'Ambrosio. Ma questa è un'altra storia. Concentriamoci su Mertens. Quella squadra, nonostante non avesse una punta centrale alla Higuaín e Arek Milik soffrì di un altro infortunio, decide di fare un patto nello spogliatoio. Tutti i giocatori rifiutarono offerte, anche importanti, per provare a vincere a Napoli, e per molti tifosi napoletani quell'annata resta leggendaria, nonostante si arrivò secondi, nonostante i dubbi arbitrali che un po' tutto il campionato, che costellarono un po' tutto il campionato da una parte e dall'altra. Quel Napoli resta leggendario per il gioco espresso e per l'impresa sfiorata. Mertens segna a grappoli, Mertens diventa prima punta a tutti gli effetti, segna triplette, segna gol impossibili e bellissimi. Mertens diventa da trequartista, da ala sinistra ad ala destra, a giocatore che gioca nei 3 di raccordo tra il centrocampo e l'attacco, diventa una vera e propria punta centrale. Non è un falso 9, alcuni lo hanno definito falso 9, no, il falso 9 non segna, il falso 9 fa segnare, il falso 9 è Firmino, il falso 9 è stato Totti, giocatore che parte da quella posizione e poi rientra per far inserire le mezze ali o gli altri attaccanti. No, Mertens è anche terminale di quel 4-3-3 e segna gol bellissimi in continuazione. Ma passiamo ai giorni più recenti. Il dopo Sarri, se lo ricordano tutti, arriva Ancelotti, l'uomo che non ti aspetti, l'allenatore più vincente in circolazione. De Laurentiis fa il colpo e mette Ancelotti al comando del Napoli. E bisogna reinventarsi un pochino tutto, perché non sarà più il 4-3-3, non sarà più il tiki-taka. Ancelotti vuole un calcio più verticale, e allora bisogna capire in che ruolo si può utilizzare Mertens nel nuovo Napoli. Il Napoli comincia con un 4-3-3 con Hamsik centrale di centrocampo
centrocampo, ma le cose non funzionano poi tanto. Bisogna inserire Fabian Ruiz nella nuova tattica e si prova il 4-4-2. Nel 4-4-2 Ancelotti li prova un po' tutti. Proverà Milik come punta centrale con al fianco Insigne, proverà lo stesso Lozano punta centrale, Llorente, Mertens, li prova un po' tutti e lì capiamo che in un Napoli che ha delle difficoltà a ritrovarsi in un nuovo modulo dove sei più libero da schemi precostituiti ma che devi prendere una decisione e non sempre sei in grado di farlo. In questo nuovo Napoli Mertens deve reinventarsi ancora una volta e in questo caso deve reinventarsi seconda punta, raccordo tra il centrocampo e l'attacco, ma sei solo tu, non hai altri trequartisti, hai giocatori sulle fasce, hai un gioco più verticale. Mertens deve reinventarsi e in una dichiarazione di varie interviste Mertens afferma di aver capito finalmente come deve muoversi in questo nuovo modulo e capisce cosa può dare in questo nuovo ruolo. Siamo al secondo anno di Ancelotti. Il primo anno non è andato poi così male, il Napoli arriva secondo con un grandissimo distacco dalla terza e dalla quarta, ma anche molto lontano dalla Juventus che vince l'8º scudetto consecutivo. Nel secondo anno di Ancelotti qualcosa si rompe. Qualcosa si rompe nello spogliatoio, qualcosa si rompe tra i giocatori, il Napoli perde contatto con la vetta e a quel punto vengono a mancare gli stimoli, succede qualsiasi cosa in quello spogliatoio, si arriva all'ammutinamento, giocatori che rifiutano di andare in ritiro, giocatori che tornano a casa indipendentemente, allenatore che si dichiara contrario al ritiro ma che poi lo accetta. Insomma è il caos. E in tutto questo Mertens è anche protagonista di questa mini rivolta all'interno dello spogliatoio, è uno dei senatori, è uno di quelli che è più ascoltato anche dai compagni. E fino alla fine non si saprà cosa è avvenuto in quello spogliatoio. Si parlò di un attacco quasi fisico tra Allan e il vicepresidente. Allan che poi in seguito verrà poi ceduto all'Everton proprio di Ancelotti. Mertens in questo Napoli sembra anche lui soffrire un po' di apatia, un po' di mancanza di stimoli. Ci sono state partite in cui ci è sembrato anche lui correre meno del solito e inseguire gli avversari meno del solito. È un Napoli allo sbando. Arriva Gattuso, si annusa il pericolo. Si torna al 4-3-3 e si torna ad utilizzare Mertens punta centrale un po' alla Sarri, ma cercando qualcosa di nuovo, cercando un po' più di verticalità, un po' più di difesa preventiva. Il Napoli è più basso, sa che deve difendersi contro le squadre più forti e con questo schema e con questa idea di gioco conquista una Coppa Italia. L'entusiasmo torna in città e Mertens lo cavalca quell'entusiasmo. Si parla di rinnovo, si parla di Cina, si parla di offerte del Paris Saint-Germain, del Manchester United. Mertens rinnova per altri 2 anni con la società sportiva Calcio Napoli e diventa il giocatore più amato della piazza. Dopo Hamsik, che verrà considerato sempre capitano dalle nuove generazioni, ma che purtroppo decise di andare a fare moneta, bisogna essere onesti, in Cina. Mertens no. Mertens sposa la causa, Mertens distrugge uno alla volta tutti i record di gol segnati, raggiunge Maradona, raggiunge Hamsik e li supera come recordman assoluto della storia del Napoli con 127 gol, proprio nella partita più importante della stagione che è Napoli-Barcellona. Fermati che hai fatto un macello. In Napoli-Barcellona Mertens raggiunge Hamsik a 121 e dopo poi con le altre partite arriva a 127 del top. Maronna, mi fai confusione. Tu la memoria, proprio tu che non hai memoria ti metti a fare il video sulla storia di Mertens. Uno scandalo. Vabbè, vai avanti. Un gol straordinario, un contropiede incredibile dove Mertens con un controllo se la mette proprio sul destro e fa uno dei gol dei suoi da lontano nel set, imprendibile. È un gol alla Mertens ed è un'esultanza alla Mertens. Un'esultanza tutta napoletana, un'esultanza che richiama il rapporto speciale che si è creato nello spogliatoio tra lui, i compagni e il famosissimo Starace, che è la nostra mascotte. È l'uomo del caffè, è l'uomo dei balletti nello spogliatoio, è l'uomo che ti tiene alto il morale anche quando le situazioni non sono facili. Mertens è recordman assoluto e la storia non finisce. Ci sono ancora 2 anni, ancora gol da fare e risultati da ottenere. Il Napoli ottiene una Coppa Italia con Gattuso e si ripresenta da outsider, non da protagonista, non da favorita nella stagione 2020-2021, una stagione che verrà ricordata per essere il primo campionato in emergenza Covid. Il Napoli si ripresenta con un'ottima squadra e con un'ulteriore nuova formazione. Si parla di 4-2-3-1, si acquista un centravanti,
Osimhen, un centravanti che ti garantisce profondità, e allora come fai? Dove metti Mertens? Gattuso ci pensa un attimo e passa dal 4-3-3 che sembrava inamovibile al 4-2-3-1, dove Mertens è il perfetto interprete del ruolo. Lega i moduli, lega i reparti, centrocampo e attacco, serve Osimhen che gli fa i movimenti contrari e uguali. E la fine è tutta ancora da scrivere. Da New York, Valerio Fluido. Non già vai più. Iscrivetevi al canale, ma fate i bravi, che poi ne facciamo altri di queste storie incredibili che non si fanno. Una roba.